Io ero all'interno di un gruppo di partito, dopodiché ci sono stati dei mutamenti all'interno di questo partito. Avevo già una lista civica pronta e un programma, per cui abbiamo deciso di correre da soli per il cambiamento di Feltre. Nadia Forlin, 61 anni, già consigliere comunale nelle file della Lega, ne è uscita per candidarsi sindaco di Feltre con la lista Feltrini Andiamo. Nonostante 2 esperienze da titolare di azienda, la diretta interessata è la prima ad ammettere che stare sui banchi dell'opposizione è stato un lavoro duro, ma con buoni risultati, fra cui vengono ricordati l'illuminazione sui passaggi pedonali, la messa in sicurezza di una frana che minacciava delle case a Bellai e del parco al Boscarizza, una implementazione dei cestini in città, un accordo fra comune e provincia sulla proprietà delle strade a Villa Paiera. Sono del centrodestra, vediamo come risponde la città e noi ci siamo per correre insieme alla città. La squadra di candidati è composta da 9 uomini e 5 donne, con al centro del programma ospedale, scuola e famiglia, in cui si parla anche di viabilità, strade, traffico, inquinamento, turismo, ma anche di sinergia con le attività produttive, con un occhio al degrado e alle incurie. Abbiamo 5-6 punti importanti che sono la viabilità, perché abbiamo dei grossi problemi di mobilitazione all'interno del centro città. Abbiamo l'ospedale che è un grosso problema per Feltre, in quanto ci sono problemi per reperire medici. Abbiamo l'ambiente che Vaia ci ha insegnato moltissimo, il vincolo paesaggistico che è un cappello sopra la città e non possiamo pensare di abrogarlo.